Decadimento neurocognitivo, dottoressa Ferrari, abbiamo visto cosa succede anche al cervello, come si sviluppa, quali sono le problematiche, senza ancora arrivare a una patologia conclamata. Primi sintomi, purtroppo anche in età abbastanza giovane. In età giovane c'è necessariamente una regressione oppure c'è una regressione della patologia degenerativa e si va verso il peggio, oppure si potrebbe bloccare il tutto allo stato attuale della conoscenza scientifica? Purtroppo allo stato attuale, sia che siamo in età giovane che siamo in età più avanzata, si parla di rallentamento. Questi sono i grossi risultati che riusciamo ad ottenere. E rallentare però significa dare qualità di vita alla persona, no? Prima assolutamente sì. le dicevo non c'è una cura, non c'è una guarigione, ma c'è una cura. Curare in questo momento cosa vuol dire? Spostare l'obiettivo e andare a migliorare la qualità di vita della persona e della sua famiglia, dandole anni di vita degna di essere vissuta. Perché se comunque viene lasciata lì, la degenerazione è molto molto veloce e addirittura appunto l'impatto psicologico è forte. La persona non riesce a capire cosa sta succedendo. Invece nel percorso che abbiamo messo a punto, che stiamo mettendo a punto da un anno a questa parte, stiamo proprio affiancando da un punto di vista psicologico paziente e familiare. Noi ad esempio li seguiamo entrambi, come seguiamo entrambi anche per altre patologie. Quindi lei, quando dice noi, è con l'associazione Rindola? È con la realtà di Rindola. E il centro medico, giusto? E anche con altri colleghi fuori da Rindola. Utilizziamo questo tipo di approccio, cioè noi non seguiamo solo il paziente, solo chi ha la diagnosi, ma anche il suo nucleo familiare, come si fa in altre patologie, no? Perché non possiamo chiedere alla persona stessa, che è già fragile, di fare anche uno scatto da sola da un punto di vista psicologico o sociale, e dall'oggi al domani va bene, parla della tua malattia a tutti così, d'amblè. Invece viene coinvolta fortemente la famiglia, quindi ad esempio l'approccio riabilitativo che si fa in Rindola coinvolge il paziente e coinvolge il familiare, spesso può essere marito, moglie, il figlio, se abbiamo i bambini la mamma e il papà. Perché facciamo questo? Perché proprio l'abbiamo misurato con dati di fatto. Se io vado a lavorare solo con il paziente attraverso magari gli strumenti di riabilitazione cognitiva, che adesso sono veramente tanti, no? Perché si passa dal classico carta e penna come si faceva una volta, ma adesso c'è tutta la realtà virtuale, quindi che potenzia questo, ma anche la teleriabilitazione, no? Quindi arriviamo anche a persone che abitano lontane da noi, si spostano quella volta al mese, ma tutto il resto lo fanno a casa con grande risparmio di tempo e di risorse. Sì. Ma se noi non lavoriamo con entrambi, le ricadute che abbiamo si esauriscono nell'arco di 3 mesi e soprattutto non ci sono nella realtà quotidiana. Cioè si fa fatica a spostare quelli che sono gli insegnamenti, i miglioramenti che si hanno, le strategie dal banco, diciamo, alla quotidianità. Quindi è per questo che dobbiamo lavorare con entrambi, per facilitare questo. Assolutamente. Quali sono degli errori più frequenti che lei riscontra, che magari potremmo raccontare a chi ci segue, che magari si trova in queste situazioni ma non ha avuto un approccio sistemico come avete fatto voi, e quindi errori frequenti in cui incappano i familiari in buona fede? La cosa la dico ridendo, perché logicamente non lo fanno apposta, e magari dire alla persona concentrati perché non ti ricordi le cose. Purtroppo la persona non fa apposta a non concentrarsi, è proprio dato da questa fragilità a livello cognitivo, quindi non è stimolandolo a dire concentrati, no? È come se dicesse a una persona in sedia a rotelle: dai, alzati, no? Sei un po' pigro oggi. È una persona in sedia a rotelle, non l'ha scelto. Invece quello che cerchiamo di fare è utilizzare degli ausili. Se non riesco a camminare bene, uso il bastone. Quindi se non ricordo bene, se la mia attenzione ogni tanto è slabbrata e quindi faccio fatica poi a memorizzare, utilizzo degli ausili. Quali sono gli ausili? Sono diversi, non c'è una cassetta preconfezionata di ausili uguali per tutte le persone, sono personali. Esatto, ma le domande, per esempio, le avevo detto sforzati di ricordare, no?
Fare delle domande per far arrivare alla persona può essere debilitante per chi le riceve, imbarazzante, o sono un ausilio? Ho fatto l'esempio adesso. Mi fa pensare a un'altra cosa, ci sono anche gli interrogatori, no? Il familiare che si sveglia la mattina e dice: che giorno è oggi? Allora dimmi, vediamo se sai, e lì è un interrogatorio, lì si mette... In realtà guardiamo il calendario, vediamo che giorno è oggi e si insegna alla persona ad utilizzarlo in modo tale che il calendario, tra virgolette, parli alla persona, no? Se io ho un calendario bianco e uno mi dice che giorno è oggi, non lo so, è tutto bianco, tutti i giorni sono uguali. Se invece io ho crocettato, ad esempio, i giorni fino a ieri, so esattamente il giorno di oggi, il calendario mi dà un messaggio, piuttosto che chi ha sempre utilizzato il telefonino diventa il suo appoggio di memoria, no? C'è stata una signora che aveva una motivazione, ecco, un'arma forte, un farmaco fortissimo è la motivazione, quindi quando c'è una persona, noi lavoriamo molto sulla consapevolezza di malattia, quindi andiamo a spiegare a quella persona, al familiare, perché succedono queste cose, no? Perché ci sono queste ricadute, perché a volte ricorda e a volte no, lo fa apposta, e alla persona stessa, quindi le ricadute sulla quotidianità, in modo tale che prenda proprio coscienza di questo nuovo funzionamento cognitivo e capisca quando usare gli ausili. Questa signora, ad esempio, lei, già prima, signora fantastica, usava un'app per andare a fare la spesa. La prima cosa che abbiamo fatto una volta che le risorse cognitive avevano raggiunto un certo livello era: adesso la riutilizziamo quell'applicazione lì, e questo le aiutava ad andare a fare la spesa in modo congruo, no? Altrimenti vado a fare la spesa, c'è chi si fa la lista a casa, lascia la lista a casa apposta, poi va al supermercato, poi torna e si fa l'autointerrogatorio, così ci si fa male. Faccio la lista, me la porto dietro e seguo la lista. Un supporto, devo averlo il supporto, altrimenti... Quindi non vergognarsi di avere il supporto, di mettere dei promemoria, i post-it in giro dappertutto. Tra l'altro è una cosa che facciano tutti. Certo. Però quando ad esempio viene suggerita a chi ha una diagnosi, la prendono sempre come, ecco, sono stupido, quindi anche da lì lo stigma, no? In realtà il post-it, la lavagnetta in casa, sono questi gli ausili, il calendar di Google sul cellulare, le sveglie di Alexa, le utilizziamo tutti, non per questo ci diciamo: ecco, guarda che stupido che uso la sveglia. No, depongo su qualcun altro un peso, una memoria, no? Il gestionale del lavoro. Certo, però questo non impigrire la nostra memoria, che si adagia su questi. Una volta non c'era Alexa, non c'era calendar, si poteva tenere l'agenda normale, certo. Però l'agenda normale ha una valenza. Incominciare a sapere che tanto ti suona Alexa e ti chiama anziché il cellulare è impigrirsi. Sappiamo benissimo che non imparare le poesie a memoria ha fatto sì che un certo tipo di memoria sia venuta meno nei ragazzini, nei bambini per esempio. Il punto è non utilizzare tantissimi ausili a caso, ma utilizzare qualcosa in modo ordinato, no? C'è chi usa post-it e li attacca dappertutto. Quello non è un aiuto per la memoria, perché poi mi devo ricordare dove ho messo il post-it. Certo. Ecco. In realtà è uno scaricare anche, no? Se pensiamo al carico di lavoro che hanno attualmente le persone, è impossibile che chi deve gestire, non so, 10-15 appuntamenti al giorno, perché deve imparare il giorno prima, deve tenersi in mente tutti quegli appuntamenti lì, e invece può dirottare quelle energie lì su qualcos'altro, ad esempio finalizziamo un lavoro accurato su quel tipo di paziente, tanto il nome ce l'avrò scritto una volta che apro il mio gestionale e vedo che cosa c'è scritto. Quindi non eccedere, non pensare di essere dei superman o superwoman con 3000 impegni, cosa che poi ci si stanca e poi si pensa di essere malati, in realtà magari è soltanto stress da sovrabbondanza di informazioni da tenere in mente. Va dosato, va tutto dosato, anche perché la nostra memoria ha uno spazio pressoché illimitato, proprio gli studi ce lo dicono. Certo che bisogna andare piano a immettere le cose, no? Come quando studiavamo da giovani, c'era un tempo per studiare, non è che posso studiare 30 pagine in 5 minuti, c'è un tempo. Se poi passa anche una notte, tanto meglio, perché durante il sonno il cervello elabora, noi dormiamo, lui no, il cervello elabora, si pulisce, quindi anche il sonno è una fase fondamentale, una parte fondamentale per il cervello. E ad esempio per la persona con disturbo neurocognitivo è importantissimo che non ci siano disturbi del sonno. Il sonno è molto importante, questo è un aspetto molto importante. Un'altra cosa importante, chi ha disturbi del sonno, anche non avendo magari disturbi di memoria, ma deve capire come curarli, perché certo non fa bene non dormire
durante la notte, no? E qui è nuovamente il neurologo che ci può dare una mano a curare i disturbi del sonno. Ho un sonno particolarmente disturbato, in età giovanile può essere indice di qualche altro tipo di disturbo in età adulta. Certo. Oppure ad esempio chi ha disturbi del sonno dati da le apnee notturne, altra cosa che viene sottovalutata, no? Abbiamo parecchi pazienti che ci dicono ma utilizzare quella macchinetta fastidiosa anche no. Però se io so che se non lo utilizzo mi può venire un infarto, mi può venire la demenza, forse bypasso questa piccola difficoltà dell'utilizzare la CPAP e imparo ad utilizzarla. Tanto si dorme meglio, ci sveglia più riposati e il cervello è più sveglio. È più sveglio, si mantiene al contrario, in salute. Persone invece che accusano tanta sonnolenza rispetto al passato. Perché ci sono veramente dei fenomeni che stanno emergendo, forse non si capisce come mai, tanti in questo periodo, persone che c'è chi soffre di disturbi del sonno, chi di ansia, chi particolare depressione, chi tanto sonno invece, tanta stanchezza, ed è quasi una sindrome molto molto diffusa. Perché? Cos'è? È sintomatico anche questo di un inizio di decadimento cognitivo oppure sono stress che si stanno diffondendo a seguito di pressioni anche mediatiche che riceviamo costantemente? Allora, con disturbi del sonno intendo sia chi dorme poco che chi dorme tanto, non va bene neanche questo. C'è lo stress che spinge fortemente, quindi è anche capire quando ho raggiunto il mio limite, quindi riconoscere i propri limiti e da lì non farne un'etichetta negativa, ma farne un punto di partenza sarebbe molto costruttivo. Certo che non è facile esporre il fianco e da lì partire. Tendiamo veramente a fare tantissime cose. Adesso noi abbiamo un paziente che ha fatto di tutto nella sua vita, ci sono queste persone veramente dotate di una forza e di un'energia infinita, pressoché infinita, però ad esempio parlando con la moglie mi diceva sì, lui si è dedicato a tutto questo, quindi dalla politica, dalla alta dirigenza, al mettere su anche una ditta per conto proprio, però si è perso i nipotini, si è perso i figli, si è perso tutto, per lui andare in vacanza era inutile. Tempo perso. Certo che la vita è fatta anche di questo. Certo. Adesso lui purtroppo ha un disturbo neurocognitivo in fase molto iniziale, lo si è accorto subito e con il percorso che abbiamo fatto abbiamo condiviso l'idea di darsi anche un tempo. Sono arrivato ad una certa età e certe cose le portano avanti gli altri, dedichiamoci a qualcos'altro, anche perché più accumulo ansia, più ad esempio la memoria funziona male. E quindi riuscite voi a seguirlo sotto più piani, cercando di dargli un percorso da fare a step, insomma. A step, a piccoli passi, poi bisogna capire quanto accetta l'altro, no? Quindi si va avanti con un progetto condiviso, si condivide tutto, quindi anche se noi magari da un punto di vista clinico abbiamo chiaro il progetto, ma prima va condiviso con la famiglia e con il paziente, perché clinicamente può essere il progetto più bello del mondo, ma magari, che ne so, logisticamente non è attuabile per quella famiglia lì, no? Quindi è la via, è il compromesso, è il contratto terapeutico che poi diventa la vera presa in carico, che tra l'altro deve essere continuativa nel tempo e modulata. Altrimenti se è una cosa imposta dall'alto non potrà mai durare nel tempo. Quindi viene preso in carico con la vostra associazione, viene preso in carico il paziente. Voi operate nel territorio del Vicentino, però parlavamo prima fuori onda anche nel veneziano, in collaborazione con le istituzioni di carattere regionale, quindi è qualcosa perché magari ne parliamo, dice privatamente, chissà chi può permetterselo, invece no, sono dei percorsi che sono istituzionalizzati. Diciamo che Rindola nella sua competenza ha un centro medico appunto a Vicenza, ma poi come impresa sociale del terzo settore cerca di implementare un welfare attento, diciamo, alle fragilità e alle disabilità. Come lo facciamo? Non di sicuro da soli, altrimenti creiamo l'isola felice e poche persone hanno accesso a questo. In realtà lavoriamo molto con comuni, con le aziende sanitarie, con altre realtà del terzo settore, quindi associazioni e cooperative, per implementare proprio percorsi vari. Quindi ad esempio nell'Alto Vicentino abbiamo appena concluso un progetto che è stato finanziato
dal bando invecchiamento attivo della Regione Veneto, che si chiama Easy Welfare, in cui abbiamo attivato tantissime attività dedicate agli over 65 proprio per promuovere un invecchiamento sano, quindi da percorsi di potenziamento cognitivo gratuito, ginnastica, quindi dal Qigong al pavimento pelvico, serate a tema legale per conoscere i diritti e doveri nella terza età, piuttosto che un festival del cinema che è stato, diciamo, si è realizzato l'anno scorso ed c'era anche la voglia di ritrovarsi in una situazione di normalità dopo il Covid. Certo. Diciamo che a questo progetto hanno aderito, adesso stiamo facendo la rendicontazione, 600 persone, sono tante per un territorio di 6-7 comuni. Sì, assolutamente. In più abbiamo lavorato... Questo fa capire quanto è diffusa anche la problematica. Sì, in più abbiamo lavorato, e attenti anche queste amministrazioni comunali che hanno dato sostegno anche a questo tipo di progettualità, perché certo l'abbiamo proposta, ma se io non ho il sostegno da parte delle realtà comunali, certo, me la faccio e me la godo alla fine. In realtà poi abbiamo lavorato invece con una parte proprio politica, nel senso di lavorare con, in quel frangente abbiamo lavorato con la rete dei musei dell'Alto Vicentino e con la rete delle biblioteche dell'Alto Vicentino per produrre proprio un protocollo di accessibilità che facilitasse quindi l'accesso, la fruibilità di musei e di biblioteche anche a queste persone che a causa sempre dello stigma tendono un pochino a ritirarsi. Se io offro a loro una comunità che sia facilmente accessibile, è molto più facile che queste persone escano e ne parlino anche. Bisogna conoscere queste cose, perché poi l'obiezione è che tanti dicono sì, a saperle. E infatti con loro in questi protocolli c'era anche una parte in cui come facciamo conoscere questo, no? Adesso i musei stanno facendo tutta una serie di, stanno utilizzando molto il sito, questo è il canale preferenziale, purtroppo per fortuna, insomma, no? In cui si mette in evidenza quello che fanno, lo stesso le biblioteche, e poi è proprio a vis a vis, quindi deve rientrare nel quotidiano, quindi è un progetto che ha avuto inizio, ma ha dato inizio, diciamo, ad un motore che non si può fermare in questo caso, no? Tutti i passi avanti che abbiamo fatto sono stati recepiti dai comuni che si stanno impegnando a portarli avanti, quindi oltre il progetto. E questo è un segno importante. Certo. Sul veneziano lo stesso, anche lì siamo riusciti con un progetto della Regione Veneto invece ad aprire 7 centri, si chiama Progetto Regionale Sollievo, che inizialmente era dedicato solo alle persone con disturbo neurocognitivo, poi dal 2017-18 è stato aperto anche alle persone con malattie di Parkinson. Quindi abbiamo 6 centri dedicati alle persone con disturbo neurocognitivo e uno per le persone con malattia di Parkinson a Scorzè. Quindi lavoriamo su tutta l'ex ULS 12. È un progetto molto bello, si chiama Progetto Intese, quindi integrazione dei servizi socio-educativi territoriali, e il nome la dice tutta, perché lì c'è proprio anche un tavolo di coordinamento fatto da rappresentanti dei comuni, dell'azienda ULS 3, noi come tecnici, le assistenti sociali, neurologi geriatri, neuropsicologi, pazienti e familiari. Quindi insieme ogni anno riusciamo, diciamo, a far crescere questo progetto che inizialmente era partito con un comune. Certo, adesso questo è molto importante. Il tempo vola, siamo arrivati quasi al termine. Voi avete tanti progetti, poi c'è un convegno, perché anche i convegni, diciamo così, i momenti di incontro sono importanti, non dovrebbero essere solo per addetti ai lavori, per poche persone, bisognerebbe diffonderli, a giugno, giusto? Sì, il 9 di giugno abbiamo organizzato un convegno, anche lì in collaborazione, ormai l'avrà capito, è nato in collaborazione con l'azienda 3, con l'Ordine dei Medici di Venezia, con l'Ordine delle Assistenti Sociali, con la Regione Veneto, ed è stato patrocinato anche dal Comitato dei Sindaci. Inizialmente era nato così per inaugurare l'ultimo centro sollievo che abbiamo aperto annuale, in realtà poi ci siamo allargati ed è un lavoro proprio per presentare l'importanza di lavorare in rete. La Regione in questi anni... non fare la singola azione. Sì, è aperto a tutti, quindi ci saranno tutti i professionisti, diciamo, no? Per far capire come una squadra di calcio, no? Come si può lavorare insieme. La Regione in questi
anni sta spingendo per adottare quest'ottica, no? Per abbandonare un'ottica che viene considerata di lavoro a silos, in cui ognuno lavora di per sé e in realtà è un passaggio di pallone dal professionista che viene prima di me, dopo di me, in un'ottica di valorizzazione della professionalità dell'altro, di sinergia per il benessere della persona e del paziente che ho davanti. La Regione stessa ha fatto un sito, no? Una mappa, si chiama Mappa per le demenze, in cui c'è una vetrina che va ad esplorare sia quelli che sono i compiti di ogni professionista, ma anche quelle che sono le opportunità del territorio. Quindi questo è uno strumento all'avanguardia, è la prima che c'è stata in Italia, quindi possiamo essere orgogliosi di questo. E il convegno, come diceva lei, è aperto a tutti, verrà aperto proprio da dei pazienti. Quindi questa è anche una sono bella, loro i primi nodi della rete, una quindi bella provocazione. i primi esperti, viene aperto proprio dai pazienti questo convegno. Dottoressa, grazie per il lavoro che viene svolto, che è importantissimo, bisogna anche ovviamente diffonderlo, perché poi è anche la vostra soddisfazione avere tante adesioni, creare reti con tanta partecipazione. Io la ringrazio moltissimo, in bocca al lupo e buon lavoro naturalmente. A voi telespettatori, quindi avete avuto delle informazioni, bisogna essere informati, bisogna cercare di attingere quando ci sono dei problemi a tutte le cose possibili e immaginabili, a volte anche rivolgersi in un comune per esempio può dare l'aggancio per avere un centro di riferimento, dei professionisti, non trascurare, non lasciarsi andare, non isolarsi, che è l'altra cosa peggiore che possa capitare, anche se la tendenza è a chiudersi in se stessi perché c'è un problema e si pensa che non ci siano soluzioni. Invece si può rallentare la patologia degenerativa, ci sono dei farmaci che aiutano, che sono di supporto, ci sono delle terapie, abbiamo visto, che sono altrettanto importanti, perché nulla si fa da soli, con l'aiuto anche della famiglia o degli amici o del sistema sociale che ci circonda, anche lavorativo, perché no, senza vergognarsene assolutamente. Io la ringrazio voi telespettatori, andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo con altre interviste. A dopo.